Scatman's World. Hey guys, welcome Battlefield 3. One nation, one station, one world. Is the gameplay is very well con Bodesius. With Bodesius. El Bode. Go. One win, one god, one soul. One soul. One fanculo. Esatto, Dai, immaginavo. che inglese, fioi. One fanculo. Dai che andiamo. Che bravi che siamo. Inglese proprio perfetto. Sì. Ma in squadra con noi c'è un San Kazaka. Come cazzo è che si chiama? San Kazaka? Come cacchio è che si chiama? Sarà. Sì, è giapponese. È un figlioccio. È un figlioccio. Che figlio. Abbiamo una Ma no. mafia... Pipino mi ha ucciso. Pipino. Si chiama Pipino. Il breve. Ecco. Il breve. Raga, adesso prometto. Ma no. Abbiamo già vinto. Ma no! Ma che fail! No! Ma che fail! No. Raga, riprendiamo. Ho vinto molto questa partita. Sì, riprendiamo dalla prossima. Chiudo qua e riprendiamo, però a questo punto non lo cancello, raga, perché è un punto indimenticabile. No, assolutamente no, anche perché abbiamo fatto fondamentali in questa partita. Ragazzen tedesche adessen, benvenuti su Adessen. Benvenuti su Battlefield 3. Krauti, Svizzera. Ma ecco, dopo queste cagate è meglio andare. Ecco, Jameson mi ha già ucciso per dirmi c'è un coglione. Aspetta, adesso campero, fioi. Camperone. Ma guarda sto... Ma perché Adesso siamo campero. con Sazakan, col giapponese qua. No. Devo camper... Eccolo qua. Maximum Armor, Maximum Speed. Non è Crysis, vecchio. Hai ragione. Non è cattiveria, però. No, però confondi, sai com'è? Hai ragione, aspetta. Oh raga, prometto la partita, devo fare il +1, Solo per voi, ragazzi. Cioè, tipo, è da 10 gameplay che lo sto dicendo, però va bene, insomma. Cos'è che hai promesso? Scusa, non ho capito. Lo sai, un attimo, aspetta un secondo, raga, Scusate un attimo, raga, scusate mia mamma che un attimo ha bisogno. Tornati qua. No, il mio obiettivo, ragazzi, è quello di... ecco, quello di non di morire come adesso, ma è quello di fare almeno una kill in più dell'uccisione. Questo è il mio compito. Ma sto San Giacomo qua, giapponese, è uno sfigato, porca vacca. Elia concentrazione, Elia savoir-faire, Elliot, vai Bode. Ragazzi, ma è sfigato sto Sazakan che abbiamo in squadra. notizia bomba, ragazzi, Bode, dopo il Piada e dopo Edward Van Helgen, anche lui ha creato un bambino. Quindi anche Bode è papà. Ho creato un bambino? Sì, lo hai creato. L'ho creato. Ma io a differenza degli altri non è che l'ho fatto, l'ho proprio creato, cioè, capito? Sono meno come gli altri che sì, ragazzi, il Bode... No, io le creo. Il Bode veramente è riuscito nell'impresa di creare un bambino. Si chiama Pablo. Sì. Paolo Pinocchio, come Geppetto l'ho creato. Ecco, vabbè, ma... Non dobbiamo essere un po' volgari. Mamma mia, ma siamo veramente dei mongoli, Sei i veneziani più rincoglioniti del mondo, siamo noi, cazzo. Ragazzi, sto facendo merda adesso, No. Non fare questa brutta pubblicità di Venezia, dai. Vabbè, certo. Beh, ma è noi che la facciamo, Bode, con il nostro essere un tantino mongoli. Ma un tantino solo, Un tantino solo. Ok, ragazzi, altri annunci. Non è tutta come noi, dai. Sì, certo, ha ragione il Bode. Comunque altri annunci dal canale. Il Bode, oltre ad essere diventato papà, ha anche comprato una macchina nuova. Vi dico il numero di targa se volete, 1097 VE. Sì. Quindi se la VE soprattutto, VE. Io non ho capito perché Marco si diverte di i miei numeri. Se volete che la mia taglia a sto punto, non so. No, beh, 90-60-90 comunque. Beh, la taglia del pacco, guarda che ragazzi il Bode è un pacco che ha fatto la controfigura Rocco Siffredi, Cioè, raga. Il pacco, sì, beh certo, il pacco, sì, madonna, 2 volte. Madonna. È da lì che si capisce la mia discendenza dai neri, no scherzo. Ecco. No, ma sono partito così, no, ma fanculo, Bode. Sono morto, ho cominciato alla grande. No. Siamo... Ma no! Allora siamo 5-4. Se arrivo a 10-9 io chiudo il video, ragazzi. E beffo il sistema. Ecco. Ragazzi, devo beffare il sistema. Beffa il sistema. E adesso mi metto a cecchinare. No, ma vaffanculo, no, Jason obeso. Anche a me ha ucciso Jason. Ah, anche a me ancora.
Rosso, giallo e blu, nero, verde e blu, i colori Power Rangers. Ma vaffanculo. Un alleato mi ha ucciso. Ma come no? Epic fail. Epic fail come indiano. I colori Power Ranger. La 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 la. E dove c'è il bode? No, non sono fuori. Io sono camperato. Ah, c'è un cecchino, c'è Messi, no Massi. Ragazzi, c'è Massi, è un cecchino schifoso. Putta, io odio i cecchini. Non lo so. Adesso campero anch'io. Eccolo, eccolo. No, non puoi non morire. No, non puoi non morire. E sei morto, No, 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 no. Scusate. Ecco a voi il commenda che sclera. Momento di sclero per il commenda. Ah, ragazzi, mi avete chiesto ancora in tantissimi Amnesia. A sto punto le butto al voto. Cioè, mi votate. Allora, il voto è molto facile. Scrivete sotto il commentino Amnesia sì o Amnesia no. Se vince il sì farò sto cazzo di Amnesia. Sì, Amnesia no. La 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 la. E comunque aspetta. Un mondo di Amnesia. Ok, scusate. Comunque ragazzi, se volete Amnesia, a sto punto fermo sì e no. Scrivete Amnesia sì, Amnesia no. Se vince il sì lo faccio per voi perché vi voglio bene. Se no, no. Lo faccio lo stesso perché vi voglio male. Ecco. Ma un talebano mi ha ucciso. Talebano. Sì. Comunque ragazzi sta partita. Io ho provato a giocare Amnesia comunque. Cioè non è cattiveria, ma se io cominciassi a fare i ma guarda che roba! Se Saburo in confronto veramente sarebbe silenzioso in confronto a me. Cioè sono grande e grosso ma mi cago addosso come una femminuccia io. Non tocchiamo il sub dai che è il pro gamer di Amnesia. Anche se ha chiuso il canale però è stato il guru. È entrato nel gota di Amnesia. No beh ma assolutamente, ma io lo invidio perché io mi sarei veramente, cioè, ah ragazzi dai faccio sì vabbè, ma adesso ammetto il vero motivo di perché il sub ha chiuso il canale. Ragazzi il sub non si lavava più. Cioè era criticato in casa per le sue ascelle puzzolenti. Allora per quello sua mamma ha detto basta video. Ha preferito, esatto. Preferito dirgli meglio che ti lavi. Infatti. Comunque raga, una partita sempre, ragazzi, sempre stata partita come indiana. Cioè, purtroppo, infatti ragazzi, voi dovete, tra virgolette, dovete vedere i gameplay, non tanto per essere un pro game, perché sono un pro gamer, ma per il fatto, per vedere quando mai riuscirò ad arrivare alla quota un'uccisione rispetto a tipo 10 uccisioni, 9 morti. Io finora sono sempre in difetto con il ratio, con il ratio là, cos'è? Sì, e adesso voglio essere in positivo. Se un giorno, io prometto ragazzi, se riesco ad avere il ratio positivo, non lo so, do un bacio sulla bocca al bode. Bella, che culo che mi... Cioè, non per il bacio, più che altro per altre piccole cose che... Anche per il bacio ovviamente, ma non volevo far sapere la nostra storia omosessuale. Vabbè, no, sono cose private. Ormai l'hai detto a tutti, quindi... lo so, però sai, io alla fine ci tengo, bode, a dimostrare al mondo che io e te non abbiamo segreti. Guarda che bode ha crashato. No. Te ne sei andato? Yes. Che epic fail ragazzi. Epic fail bodiano. Allora bode, intrattienici con qualcosa, dai. Canzoncine, roba. Dai. Certo, sì. Ma il problema è intrattengo il fatto che mi sembra che avevo bloccato il gioco, io ho la schermata piena di sangue praticamente. È un paesaggio molto particolare effettivamente, un paesaggio suggestivo. Sì. Ha il suo perché questo Viva paesaggio. il Bode, sempre e comunque. Vediamo come siamo. 9-12, niente, ora che arrivi al ratio, come dico io, proprio. Adesso sto camperando come un bimbo mi minchia. esce dal gioco. No, ma questo te lo spiego io il perché. Contro l'ESC. No, no, sto Jason, madonna. Madonna, quanto vorrei prendere e strappargli i peli del culo. Jason mi ha fatto uscire a me, secondo me. Colpa di Jason. Jason. Ragazzi, allora, finché non crepo rimango in battaglia. Appena crepo chiudo. 5, 4, 3. Io tifo per te anche se sono fuori dal gioco e vai. ormai sono praticamente sepolto sotto le macerie. Vai ragazzi. Ce la puoi fare come non sto trovando un cazzo di nessuno. Eccolo qua, è morto ragazzi, è finita. Italia sì, Italia no. Sono un super nabbo. No. Raga, allora, che dire, il mio score di oggi è 9-13 ragazzi. Io non so più che fare. No, anzi 9-14, scusate, veramente impossibile. Cioè, non ce la faccio. E se non faccio le altre mappe perché mi lagga, sbrega con Fraps. Proprio
Questa è l'unica mappa che riesco a giocare bene senza lag di fraps e roba. E io mi sto allenando il più possibile per fare una partita da super pro, ma purtroppo non ce la Ma faccio. prima di riuscire a fare Super Pro, devi riuscire a fare la missione con l'elicottero con me. Hai ragione il bode. È quella, è quella, è quella, è quella. Raga, con Poi un vedrai che anche come si chiama, su Worms riuscirai a fare i colpi più precisi e potresti buttare i missili in acqua. Beh, è vero, hai ragione. Ragazzi, ricordatevi le squadre, Ho già preso alcune squadre, adesso vediamo di crearne una. Volevate una sfida Milan-Juve, quindi creo Milan leggenda contro Juventus leggenda, visto che tutti quanti volevano sta roba. Io mi batto, da interista mi batto per una squadra anche per l'Inter. Sì, ci sarà, non preoccuparti, Bode. Niente, raga, con un velo di tristezza e il culetto arrossato, un saluto, un saluto dal comendone veneziano. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. One God, one soul, one... non lo so. Scusa.